Il giallo di Alex Marangone, di punti ancora oscuri dai vestiti dentro l'abbazia ai soldi spariti dal portafogli, gli zii a Ring, la verità non è ancora stata detta. Lui fu trovato impiccato in casa cornuda, lei uccisa e nascosta in un sacco a Borso, per la procura omicidio-suicidio, ma i familiari di Daniel Pascal Albanese chiedono che il caso venga riaperto. Giornata nera sulle autostrade, 2 vittime in altrettanti incidenti in A22 e A28, in A4 chiuso il tratto San Stino-Cessalto per ore dopo lo schianto tra un camion e un'autocisterna carica di GPL. Scivola e precipita a terra mentre pulisce i vetri dalla finestra, tragedia questa mattina a Venezia, a perdere la vita una 78enne. Ci saranno tutti i compagni di classe al funerale di Jacopo Appolloni, morto per un malore in sella alla sua moto. Molti di loro sono riusciti a salutarlo sul letto d'ospedale. Caso paragona anche Beppe Caccia, cofondatore di Mediterranea e armatore della nave Mare Ionio, presenta un esposto alla Procura di Venezia, consegnato il cellulare oggetto dell'attacco informatico. Casa Pound annuncia un corteo a Padova per sabato con lo slogan contro la mafia, antifascista, scoppia la polemica, interrogazione parlamentare del PD. Presentato all'Università di Padova il progetto Convex, un supercomputer che permetterà calcoli ad alte prestazioni, 15 milioni della Regione. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, come ogni martedì, il nostro sondaggio. Ucraina, l'Italia deve inviare truppe, è il tema al quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità, con una chiamata gratuita ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio verrà poi reso noto nel corso di Ring in Onda a partire dalle 21. Ed in primo piano ora il giallo della morte di Alex Marangon, con tanti ancora quelli che sono i punti oscuri, vestiti all'interno dell'abbazia e di soldi spariti nel nulla. A spiegare i dubbi di questa tragedia gli zii del giovane veneziano, ospiti ieri sera a Ring, condotta da Christian Arboit. Sentiamo. I vestiti e tutte le cose di Alex erano dentro la chiesa. Chi li ha portati dentro? Sulla morte di Alex Marangon sono rimaste tante, troppe domande a cui non è mai stata data una risposta. Come mai, si chiedono gli zii del giovane veneziano morto la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024, tutte le sue cose erano all'interno dell'abbazia di Vidor e non nella sua stanza. Forse Alex aveva deciso di andare via. Ma se la dinamica della sua morte provocata dalla caduta del terrazzo sembra certa, almeno per la procura, sono molti punti oscuri in questo giallo. Alex è partito da casa con 1.000 euro in contanti. Questo evento lo ha pagato 400 euro, tra l'altro per andare a morire. E i soldi che mancano? All'appello, secondo gli zii, mancherebbero 500 euro, somma di cui non è stata mai trovata traccia. Quella terribile notte, durante il rito sciamanico, per i familiari di Alex è accaduto qualcosa di inaspettato. Noi ci siamo fatti un'idea che Alex abbia visto o sentito qualcosa che non andava. Nella mente degli zii, quelle ore tremende, durante le ricerche di Alex, svanito nel nulla dopo il rito sciamanico, e l'altra inquietante domanda. Eravamo là presenti quando passavano i droni, quando sono passati con i sommozzatori, sono passati con le imbarcazioni davanti alla terrazza e non c'era traccia di Alex. Alex sarebbe rimasto lì sotto il terrazzo dell'abbazia per ben 27 ore, ma nessuno lo aveva individuato. Perché? E poi quelle parole dette ai familiari prima del ritrovamento del corpo. Una persona mi ha anche detto nei giorni di ricerca: voi non sapete chi sono io e chi conosco io. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Rimane aperto il fascicolo senza indagati per omicidio volontario, ma presto potrebbe passare a morte conseguente da altro reato. Rimangono le parole del papà lasciate sui social. Ti stanno uccidendo una seconda volta, noi condannati ad un ergastolo di dolore. Ed un altro giallo, lui fu trovato impiccato a cornuda, lei uccisa in un burrone a Borso del Grappa. Non è stato omicidio, suicidio, dicono i familiari di Daniel Pascal Albanese, chiedendo alla procura di riaprire il caso. Relazioni con più uomini, una trentina, una conversazione telefonica preoccupata, una parte della casa mai perquisita.
Troppi elementi in sospeso per i familiari di Daniel Pascal Albanese, che chiedono che il caso venga riaperto. Per loro la tragica fine del cinquantenne trovato impiccato nella sua casa di Cornuda il 26 novembre 2017 e della compagna Sofia Melnik, ucraina 43enne, rinvenuta a cadavere un mese dopo, la vigilia di Natale, dentro un sacco in un burrone tra i boschi di Borso del Grappa, non è l'epilogo di un omicidio-suicidio, come sostiene la Procura di Treviso, che dopo 7 anni ha chiesto di archiviare il caso. I parenti del cinquantenne, assistiti dagli avvocati Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini del Foro di Bologna, chiedono di accertare se invece non si sia trattato di un duplice omicidio con un assassino ancora in libertà. Una richiesta formale nella quale indicano alcuni testimoni da sentire e chiedono di rivalutare alcuni accertamenti medico-legali che non sarebbero stati compiuti correttamente. In particolare è emerso che la donna aveva relazioni con più uomini contemporaneamente, una trentina, utilizzando differenti identità e pseudonimi. Lui, si sostiene, non mostrava risentimento e l'attività era in qualche modo concertata dalla coppia, ma c'è una conversazione del novembre 2017, poco prima della tragedia, agli atti dopo gli accertamenti sui dispositivi elettronici, in cui il cinquantenne si mostrava molto preoccupato per un chiarimento che la compagna doveva avere con un uomo. E ancora si chiede di fare un sopralluogo in una parte della casa, una autonoma unità abitativa all'ultimo piano della palazzina dove abitavano e dove non sono stati fatti mai accertamenti né perquisizioni. Infine è stata prodotta una consulenza tecnica di parte affidata al medico legale Donatella Fedeli, che sottolinea carenze nell'indagine e negli accertamenti e per la quale non sarebbe possibile affermare con assoluta certezza che la morte di Daniel sia stata un suicidio. Giornata d'inferno quella di oggi sulle autostrade del nord-est, sulla A22 una persona è deceduta nella collisione tra un'auto ed un mezzo pesante. L'incidente è accaduto nel territorio del comune di Vigasio, provincia di Verona, e nel pomeriggio sulla A28 un'altra persona, un uomo, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion. Accosta, scende dal furgone e viene travolto da un tir che percorre l'autostrada A28. È questo il drammatico epilogo dell'incidente avvenuto poco prima delle 15 nel tratto tra Zano Decimo e Villotte in direzione Portogruaro. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo all'uomo morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione, un furgone e un veicolo leggero si sarebbero fermati nella corsia di emergenza. L'autista del furgone avrebbe accostato dopo la segnalazione di un automobilista che lo avvisava della perdita di parte del carico. Quando sarebbe sceso dal mezzo, un camion in transito lo avrebbe travolto senza lasciargli scampo. Dopo l'urto, lo stesso mezzo pesante avrebbe colpito gli altri veicoli coinvolti, aggravando ulteriormente la situazione. Il bilancio è pesante, oltre alla vittima 3 persone sono rimaste ferite, ma fortunatamente nessuna in pericolo di vita. 2 di loro sono state trasportate all'ospedale di Pordenone, mentre una terza è stata ricoverata a San Vito al Tagliamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico, impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza della carreggiata. Dopo ore di blocco totale, il tratto autostradale tra Zano Decimo e Villotte è stato riaperto intorno alle 17. Pesanti disagi alla viabilità con lunghe code e rallentamenti che hanno complicato la circolazione fino alla completa riapertura dell'arteria. Intanto le autorità stanno lavorando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. E altri 2 schianti, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, ma pesanti ripercussioni sul traffico, si sono verificati in A4 all'altezza di Cessalto e lungo la superstrada pedemontana veneta. Incidente fortunatamente senza feriti tra un camion ed una cisterna, ma una perdita di GPL manda in tilt la circolazione autostradale per buona parte della mattinata. Autostrada A4, sono le 10:40 quando un tamponamento nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia provoca una pericolosa fuoriuscita di gas GPL dal camion cisterna. Subito a scopo precauzionale Autostrade Alto Adriatico sospende la circolazione. Autostrada chiusa in entrambe le carreggiate. Tra San Stino e Cessalto verso Venezia, tra San Donà e San Stino verso Trieste, chiuso anche l'ingresso in A4 all'altezza di Portogruaro della A28, lo svincolo di San Stino e l'ingresso a Cessalto verso il Friuli Venezia Giulia, chiuso anche l'ingresso in A4 all'altezza di Portogruaro dalla A28, lo svincolo di San Stino e l'ingresso a Cessalto verso il Friuli Venezia Giulia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre ed il supporto del nucleo NVCR per mettere in sicurezza l'autocisterna. Ci sono voluti
volute circa 3 ore per concludere le operazioni. Alle 13:45 l'autostrada è stata riaperta in entrambe le carreggiate, pesanti i disagi alla circolazione. Ed un altro incidente si è verificato questa mattina lungo la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Vicenza, all'altezza di una galleria in territorio comunale di Povegliano. Nel tamponamento tra un'auto ed un autocarro è rimasto ferito fortunatamente in modo non grave il conducente della vettura. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo è stato poi trasportato all'ospedale dai sanitari del 118 di Treviso. Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono affidate alla polizia stradale. E lungo la 27 Mestre Belluno sono attivi i nuovi Tutor 3.0. Sono 5 nuovi autovelox attivi sulla A27, fanno parte dei 26 nuovi occhi elettronici installati su tutta la rete autostradale. Cosa cambia? I Tutor 3.0 saranno in grado di elaborare una migliore scansione dell'immagine. Gli algoritmi sono sempre più sofisticati, potranno individuare i sorpassi dei mezzi pesanti e i loro limiti di massa, i veicoli in corsia di emergenza e l'eventuale presenza di mezzi contromano. Automobilisti preparati, non in tutti i casi. Chi per lavoro è su strada è stato prontamente avvisato. L'azienda già ci ha mandato i PDF e dobbiamo stare attenti perché ci fanno la multa e pagare non è sempre un buon servizio. Quindi si sta più attenti adesso? Sì. Al lavoro la nostra responsabile ci aveva avvisato. D'accordo, sì, ci sta, per la sicurezza sulla strada. Lo sapevo da notizie lette in giro, adesso accorto. È stato più attento oggi? È stato un po' più attento. Sì, sì. Capisco che ormai la tecnologia si sta espandendo e sta cercando di trovare soluzioni sempre più innovative e più sicure per la circolazione, quindi bisogna prenderne atto che è così. La novità sta nella tecnologia. I dati raccolti sui tempi medi di percorrenza di ciascun veicolo sono elaborati con maggior precisione. Nulla cambia nelle sanzioni, che vanno dai 42 euro fino ai 3.000 con la sospensione della patente. Speed limit. Yes, speed limit. Yes, I look it. Yes, and I'm correctly, man. Thank you. It is good. It's good. It's for all is good. Fa sempre piacere arrivare prima, questa autostrada qua è una delle più belle da fare perché è sempre, anche quando è trafficata, comunque sgombra e libera, però insomma diciamo ci può stare. Di tanta gente correre? Sì, di lavoro guido, per cui sì, tanta gente correre, tanta gente che sfreccia ben oltre i limiti a velocità. Siamo abituati a correre perché sempre di fretta, quindi però adesso bisogna stare attenti. Sono installati nel tratto Treviso Sud e Treviso Nord in entrambe le direzioni di marcia, tra Vittorio Veneto e Fadalto in direzione Belluno, lungo l'allacciamento con la superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia, dopo il casello Treviso Sud. Ci saranno tutti i compagni di classe al funerale di Jacopo Apolloni, il 18enne morto in seguito ad un malore mentre era in sella alla sua moto. Sentiamo. Per Jacopo Apolloni la motocicletta era la vita e proprio in sella alla sua Fantic 125 è rimasto fin quasi all'ultimo respiro. Un malore gli ha fatto perdere il controllo mentre riaccompagnava a casa la fidanzata in centro a Cittadella. Lei è sopravvissuta con qualche ferita, lui è rimasto per ore in ospedale. Le speranze di salvarlo erano nulle, così c'è stato il tempo per familiari, compagni e professori di salutarlo. Quando sono arrivata io ho trovato che c'erano già degli insegnanti, c'erano dei compagni che a due venivano vestiti per poi accedere nella sala rianimazione dove si trovava Jacopo intubato. Io stessa quando sono entrata in sala per salutare Jacopo ho chiesto e mi hanno detto che non era assolutamente operabile e quindi abbiamo tutti quanti abbracciato Jacopo, ecco, per l'ultima volta. Jacopo frequentava la classe quarta automazione dell'Istituto Tecnico Tecnologico Chilesotti di Thiene. Era pieno di vita, idee, iniziative. Era una persona che faceva tante cose contemporaneamente, quasi come se il tempo per lui fosse un elemento da bruciare velocemente. Ecco. Aveva messo in piedi un'officina in casa per riparare la moto, anche quella degli amici.
Il ricordo che ho è di un ragazzo molto, come dire, era anche una persona importante all'interno della classe perché manteneva un po' gli equilibri, no? Quindi anche attento a questo aspetto umano, pronto ad aiutare tutti, sempre. Alcuni dei suoi compagni sono comunque partiti in gita a Roma, dove Jacopo è stato ricordato nella visita in Vaticano. Altri sono rimasti a casa. Tutti hanno avuto il sostegno della psicologa dell'istituto. Da una riunione dei rappresentanti di classe è arrivata una proposta. Possiamo raccogliere tutti i nostri pensieri e metterli in una scatola che poi viene per Jacopo, che poi vengono consegnati alla famiglia. Ecco, quindi ho detto certamente oggi c'era la scatola pronta. Ecco, quindi questo è un po' l'atteggiamento di tutto l'istituto. Stiamo cercando di ricordare Jacopo, ma anche facendo qualcosa appunto per la famiglia. Grave incidente mortale domestico oggi a Venezia. Una donna di 78 anni mentre puliva i vetri della sua abitazione è caduta dalla finestra, è precipitata al suolo ed ha perso la vita. Stamattina io ho visto una scena agghiacciante, stavo andando verso Piazzale Roma, passavo per San Giacomo dell'Orio facendo il ponte, avevo visto un gruppo di persone ferme e dall'altra parte c'era un corpo di una donna con la faccia a terra piena di sangue. L'impatto, dopo un volo di oltre 10 metri, non gli ha lasciato scampo. Precipitata dalla finestra della sua abitazione al terzo piano mentre stava pulendo i vetri. Il tragico incidente domestico è accaduto a Venezia, nel sestriere di Santa Croce. A perdere la vita un'anziana vedova di 78 anni. L'impatto, con i masegni della Rugabella tra Campo San Giacomo dell'Orio e Campo Nazario Sauro, le è stato fatale. Tra le persone che hanno assistito alla tragedia e cercato di assisterla anche un medico. C'era una signora che passava e che ha detto che era un medico e si è avvicinata e ha sentito se aveva battito, però ci ha fatto segno di no. Lanciato l'allarme sul luogo del drammatico evento, si sono immediatamente recati i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo natanti per prestare soccorso e avviare i rilievi. Le indagini effettuate nel corso della mattinata hanno confermato la natura accidentale dell'episodio. La donna, in circostanze ancora in corso di valutazione, ha perso l'equilibrio ed è caduta al suolo. Per garantire la sicurezza e consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi necessari, i passanti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi. Sono stati temporaneamente chiusi il Ponte del Forner, il Rio San Zandegola e il Rio Sant'Agostin. Restiamo a Venezia. Anche Beppe Caccia, cofondatore e responsabile delle opposizioni di Mediterranea e armatore della nave Mare Ionio, ha presentato esposto penale alla Procura di Venezia per denunciare l'attività di spionaggio attraverso lo spyware Grafite dell'azienda Paragon Solution USA, di cui è risultato vittima, accompagnato dagli avvocati Agnese Braccia e Giuseppe Romano, penalisti di Mediterranea. Ha consegnato il cellulare oggetto dell'attacco informatico agli uffici del procuratore capo e nominato un proprio consulente tecnico che seguirà tutte le fasi degli accertamenti. A Padova ora, dove sabato prossimo CasaPound ha annunciato un corteo utilizzando lo slogan contro la mafia antifascista e scoppia la polemica. Il PD interroga il ministro Piantedosi. Siamo assolutamente contro la violenza. Purtroppo la concessione di questo corteo sarebbe una cosa veramente drammatica, mi pare. Anche il presidio, visto che sicuramente CasaPound si pone assolutamente al di fuori della Costituzione, perché questo ci sembra grave. L'Associazione Partigiani di Padova annuncia un presidio pacifico per sabato 15 marzo, la data scelta da CasaPound per una manifestazione nazionale nella città del Santo del movimento di estrema destra, che sceglie uno slogan provocatorio contro la mafia antifascista che surriscalda i toni. È un'offesa alla Costituzione il fatto che questi qua facciano
un corteo o una manifestazione contro la mafia antifascista, quando antifascista è la nostra Costituzione, allora la Costituzione è mafiosa a questo punto. Casa Pound vuole fare un corteo, ma ora è percorso ancora non sono noti, si attende il via libera della questura. Massima attenzione all'ordine pubblico e alla sicurezza dopo quanto accaduto in Prato della Valle lo scorso 15 febbraio, quando alcuni esponenti del movimento di estrema destra vennero aggrediti durante un banchetto da una trentina di attivisti del centro sociale Pedro. Violenze condannate da tutta la politica, ma la volontà di Casa Pound di fare un corteo accostando la parola mafia al valore dell'antifascismo preoccupa. Il caso arriva in Parlamento con il Partito Democratico che ha presentato un'interrogazione al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ho chiesto al Ministro cosa intenda fare, quali iniziative intenda adottare riguardo a questa manifestazione, anche riguardo l'opportunità di autorizzare una manifestazione che appare avere degli slogan, delle finalità, dei contenuti che sono incompatibili con i valori e i principi della nostra Costituzione. Penso che sia particolarmente grave accostare la parola mafia alla parola antifascismo, che è un valore costituzionale e che sicuramente vive ancora nella città di Padova, che è l'unica città in Italia la cui università è stata insignita della medaglia d'oro al valore militare. In questo senso abbiamo presentato un'interrogazione, ovviamente sempre e fermamente condannando qualsiasi forma di violenza di piazza. Casa Pound stima oltre 500 partecipanti e punta il dito contro i metodi dell'aggressione in Prato della Valle. L'amministrazione comunale padovana però è preoccupata per il corteo di estrema destra. Preoccupa sicuramente per questioni di ordine pubblico, perché conosciamo i metodi di queste persone, preoccupa per il messaggio. Siamo di fronte a un paradosso storico. Manifestare contro l'antifascismo è qualcosa che ribalta il senso della storia. Il vice sindaco invita ad una reazione pacifica della società civile contro il corteo. Di sicuro si preannuncia un sabato blindato per la città. Presentato all'Università di Padova il progetto Convex, un supercomputer che permetterà calcoli ad alte prestazioni. Il Veneto e le sue università avranno una nuova infrastruttura di supercalcolo a disposizione dei propri ricercatori. Il progetto nasce da una collaborazione tra l'Università di Padova, capofila dell'iniziativa, l'Università di Verona, Ca' Foscari e IUAV di Venezia e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la partecipazione della Regione Veneto. È il ruolo che la Regione del Veneto deve svolgere per cercare di mettere assieme queste eccellenze che abbiamo nella nostra regione, questi atenei, ognuno per le proprie specialità, ma che devono cercare di mettersi assieme per dei grandi progetti, che poi deve trovare una regione capace di mettere le risorse, in questo caso fondi della programmazione europea 21-27, 15 milioni di euro, che credo abbiano in qualche modo dato un'accelerazione a un progetto condiviso. Un supercomputer diffuso sul territorio regionale che permetterà il calcolo ad alte prestazioni non solo per le discipline scientifiche tradizionali come fisica e ingegneria, ma anche in ambiti meno convenzionali come le scienze sociali, umanistiche, la biologia, la farmaceutica e persino l'arte. Queste infrastrutture di calcolo saranno connesse tra loro in modo tale da consentire ai ricercatori di utilizzare l'una o l'altra in maniera trasparente, portando i dati che hanno bisogno di elaborare nei diversi nodi di calcolo. Prego. No, dicevo, rispetto a delle soluzioni che tipicamente i ricercatori possono realizzare nel proprio laboratorio, queste infrastrutture di calcolo hanno una dimensione decisamente superiore, quindi vanno ad aggregare l'equivalente di, vorrei dire, una decina di laboratori di ricerca classici, per così dire. Tra le prospettive anche quella di una maggiore collaborazione tra i ricercatori. Ora moltissimi ambiti di ricerca richiedono potenza di calcolo per elaborare grandi mole di dati. Noi forniamo sia lo spazio dove conservare questi dati, sia la potenza di calcolo per analizzare questi dati. D'altra parte, questa iniziativa, come dicevo prima, permette anche di mettere in contatto discipline differenti che hanno interesse nel calcolo, con un effetto molto positivo nella circolazione delle competenze, proprio nell'uso delle risorse di calcolo, ma anche dal punto di vista scientifico, permettendo una certa ibridazione delle ricerche. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla il consueto appuntamento con le previsioni del tempo e il nostro meteo. Arrivederci.